Eccoci, siamo in diretta su Amiate News, con noi Federica Terzuoli e Federica Ponzuoli, nuovo proloco di Castel del Piano. Come Amiate News sto facendo un po' il giro della montagna, partendo proprio dall'Iproloco perché vogliamo anche dare come Amiate News un messaggio di ripresa del turismo, di tutte le attività commerciali, insomma della vita in generale. Ieri con Pia Castagnaio, oggi con voi. Non è un caso perché c'erano anche altre proloco, perché anche voi eravate presenti qualche settimana fa. Ho visto che avete pubblicato molto sulla vostra pagina Facebook, e farò vedere circa l'iniziativa in montagna della pulizia del bosco, e quindi ci eravamo fatti questa promessa, e ecco perché siete con Pia Castagnaro le prime proloco. Come va? Un orario un po', insomma, alle 3 estate piena, però d'altronde stasera inizia una grande iniziativa proprio che curata da voi e non solo. Raccontatemi, parliamo del cinema all'aperto. Cine Ciolum. Sì, Cinecolum perché è il Cineforum a Castel del Piano, quindi nel paese dei Cioli Cineforum non si poteva che chiamare Cinecolum, ovviamente. Anche per distinguerlo un po', perché ovviamente per via del Covid un po' tutti dovremo fare, cioè è una delle poche attività che sono permesse, insomma, che hanno che ha delle caratteristiche che permette di garantire il distanziamento, la gestione, insomma, del divieto di assembramento, e quindi abbiamo deciso di provare a fare questa iniziativa, che in realtà era già in programma, perché è da novembre scorso che avevamo ipotizzato di fare il Cineforum estivo, che a Castel del Piano ci mancava, insomma ce lo chiedevano anche i turisti all'ufficio turistico, eccetera, e quindi avevamo deciso di farlo. Col Covid è stata una scelta anche un po' obbligata, fondamentalmente. Quindi siamo contenti che stasera si parte. Sono 12 spettacoli, se non erro, 11-12 spettacoli fino al 6 agosto. In realtà siamo usciti con la prima locandina di luglio, anche per motivi di licenze, di permessi, eccetera. Per ora c'è la programmazione di luglio, stiamo definendo la programmazione d'agosto, e niente, si va 3 volte a settimana dall'11 luglio fino al 6 agosto a diritto. L'unica eccezione è il 24 luglio, che è un venerdì, perché appunto il 25 c'era già un evento in paese, quindi ci siamo un attimo coordinati con l'amministrazione comunale per creare una serata in più, insomma, come ci sembrava giusto fare. E ci sono, diciamo così, delle serate dedicate, perché c'è la serata il giovedì in particolare dedicata ai bambini, con cartoni animati, insomma, film d'animazione, più o meno recenti, insomma, che ci piaceva riproporre. E poi ci sono una serie di film, come stasera Bangla, che è uscito da poco, ha vinto anche il David di Donatello come miglior regista emergente, e quindi si parte con Bangla, con appunto per questa prima data. Poi segue Frida e insomma altri film che vedete nella programmazione. E ecco, ci fa piacere, perché è un modo, insomma, anche se distanziati, di stare tutti insieme e di ripartire comunque con le attività. Voglio ringraziare in questo senso tutti, anche i ristoranti, per esempio, e gli esercizi della ristorazione di Castel del Piano in tutto il territorio comunale, fondamentalmente, che alla fine hanno tutti aderito, quindi anche integreremo le locandine, perché ci fa molto piacere, hanno sostenuto questa iniziativa, e fa piacere a noi anche sostenere invece gli esercizi del comune, insomma, le persone che lavorano nel comune di Castel del Piano, anche attraverso gli eventi della Proloco. La Proloco serve a questo, quindi non è un circolino per giocare a carte, è un'associazione uno spazio di partecipazione per chi ha voglia di fare per il paese, per i cittadini, per tutti, che quindi deve fare rete, deve collaborare con tutti, per cui insomma siamo contenti che questa iniziativa sia piaciuta, forse anche un po' in termini così di identità. Cinecolum aiuta, no? Quindi c'è una bella collaborazione anche sul centro commerciale naturale, quindi probabilmente nelle prossime settimane studieremo un sistema di adesione anche dei negozi di Castel del Piano alle convenzioni del Cinecolum, perché appunto ci hanno chiesto di farlo, per cui può darsi che nei negozi di Castel del Piano troverete un cartellino di adesione al Cinecolum, e potrete anche lì, presentando il biglietto, chiedere quali siano le offerte e gli sconti, perché
il centro commerciale naturale si sta organizzando anche in questo senso. Ci fa piacere proprio perché ha un po' attivato tutta una serie di risorse, insomma, no? Di idee. E quindi ecco, stasera si parte, ancora mancano dei piccoli dettagli, però va bene che... Sì, so che andate anche di corsa, perché insomma, andrete sì. dove, però bisogna dire dove c'è questi eventi, dove, quando, dove, se c'è un ingresso libero, a chi sono rivolti, e soprattutto ho letto, avete più volte testimoniato e ribadito il discorso dell'attenzione in relazione anche all'ottemperanza alle normative vigenti. Sì, Quindi, il quando e Cenefolo dove? sarà fatto da stasera, appunto, come dicevo, il sabato, il martedì e il giovedì nel parco giochi del tennis di Castel del Piano. Sì. Esattamente via Benvenute Fazzi, ma sostanzialmente è il parco del tennis, tutti sanno dov'è. E per le prenotazioni, la prenotazione ovviamente è molto consigliata, se non strettamente obbligatoria, ma ovviamente anche per via delle norme del Covid è meglio prenotare per rendersi conto quanti siamo e gestire meglio anche l'affluenza, gli spazi. Si può prenotare o al numero di cellulare della Proloco, che è anche sulla locandina, che è il 320 75 31 404, oppure sul portale Booking Amiata, perché ci siamo dotati anche della prenotazione online, la possibilità di pagamento direttamente online. E niente, le norme ovviamente sono quelle del distanziamento, metteremo a disposizione disinfettanti per le mani, daremo un regolamento, spiegheremo le regole all'ingresso a tutti. Si dovrà stare sulle sedie distanziati e fermi, perché questo è molto importante, le sedie verranno distanziate e non sono ovviamente spostabili, ci saranno delle ingressi e delle uscite, dei percorsi insomma da seguire, però poi ecco, come si fa sempre, ci si metterà a sedere e ci si godrà il film, niente di particolarmente complicato, insomma, tutto abbastanza semplice. È un piccolo ingresso, un contributo, è più una forma di contributo, mi sembra gli adulti 5 euro se ricordo bene, i più piccoli gratuito, però c'è una fascia intermedia mi sembra. Sì, abbiamo messo un biglietto d'ingresso appunto per contribuire alle spese perché è tutto sostenuto dalla Proloco e poi ecco, grazie anche un po' a una mano che ci stanno dando il centro commerciale naturale, chi cerca di aderire anche con quello che può, però di darci una mano, e quindi abbiamo un biglietto d'ingresso. La differenziazione è che i bambini sotto i 5 anni abbiamo deciso di farli entrare gratuitamente in tutti gli spettacoli, anche quelli per bambini, e abbiamo messo un bigliettino ridotto per i bambini dai 6 ai 10 anni. Poi adulti ovviamente 5 euro, e chi ha la tessera Proloco ha un piccolo sconto di 4 euro, insomma ha uno sconto, il biglietto costa 4 euro e quindi dà lo sconto di 1 euro. Vabbè, non mi sembra poco, insomma, il tutto, nel senso che il prezzo è veramente accessibile, soprattutto è una forma anche di stare insieme, questo è uno degli obiettivi che vi siete posti, immagino. Sì, questa è, quindi già stasera si parte, luglio e un periodo d'agosto ci sarà il Cinesciolum, ovvero il Cineforum a Castel del Piano, cinema all'aperto. Però io so che c'è un'altra iniziativa, Addobbi Floreali, concorso fotografico legato a Castel del Piano, che vuole dare un altro messaggio con Castel del Piano un fiore, mi immagino. Sì, esatto, anche qui è una... Io intanto vado a cercarlo sulla pagina Facebook, così faccio vedere anche la pagina Facebook della Proloco, che è Nuova Proloco Castel del Piano. Prego. Esatto, Castel del Piano in Fiore è un'iniziativa che abbiamo, insomma, la Proloco ha portato avanti anche negli anni precedenti. L'anno scorso l'avevamo sospesa pensando probabilmente di non rifarla, invece quest'anno ci è sembrato anche un modo per ripartire, per rifiorire, diciamo, dopo il problema del Covid, per ricominciare comunque. È un modo per prendersi cura del decoro urbano, del paese, ma è anche un modo nell'attesa, perché prima o poi le cose devono ripartire, lentamente, perché non si rifermino, e questo è molto importante, per cui anche se le visite, i visitatori, il turismo riprenderà con molta lentezza, non importa, l'importante è non fermarsi, perché se ci fermassimo un'altra volta sarebbe molto peggio. Quindi abbiamo pensato che nel frattempo i cittadini di Castel del Piano potevano essere invitati a fare comunque qualcosa, non solo per il decoro urbano, perché è estate, perché le fioriture a luglio-agosto vengono meglio,
ma anche perché secondo noi il ruolo della Proloco è anche quello di fare promozione, di aiutare, di sensibilizzare rispetto a un'idea di accoglienza e di informazione turistica fatta in un certo modo, e quindi Castel del Piano un Fiore in realtà per noi è un evento di promozione dell'importanza dell'accoglienza turistica, del creare un ambiente accogliente sia da un punto di vista appunto gradevole, estetico e di prendersi cura dei propri spazi, del proprio territorio, ma anche appunto un modo per intanto prepararsi alla ripartenza, no? Alla rinascita anche del turismo. Tra l'altro noi siamo e abbiamo la fortuna di essere, anche se a volte pensiamo di non averla questa fortuna o di non essere tanto fortunati, ma noi abbiamo la fortuna di avere una montagna bellissima, uno dei luoghi a maggior biodiversità in Italia, e che va protetta, che va valorizzata e che in questo momento paradossalmente è una delle risorse turistiche più importanti che ci possano essere, perché le persone hanno bisogno di distanziamento, di natura, di relax, di tranquillità, abbiamo di verde, abbiamo tutti paura, siamo tutti preoccupati, siamo stati chiusi in casa per mesi e c'è bisogno di aria aperta, per cui la montagna, l'outdoor, andare in bicicletta, fare passeggiate, il cavallo, godersi il cielo, sentire gli uccellini, è la cosa che ci manca di più, no? Quindi in questo l'Amiata è un valore aggiunto, però lo dobbiamo capire soprattutto noi che ci viviamo, prima ancora di chi viene da fuori, perché chi viene da fuori lo sa, ci sono persone che vengono da anni, forse dobbiamo aiutarci un po' noi a crederci di più in questo, è molto importante. E in questo anche, per questo abbiamo aderito come Proloco e continueremo a aderire e a sostenere anche l'iniziativa di Restart, di cui parlavi prima, di Restart Amiata, perché ci serve più Amiata e un po' meno confini amministrativi e un po' più lungimiranza. Quindi credo che invece la cittadinanza questa lungimiranza ce la possa avere. Per cui stiamo cercando anche di partecipare con tutte le forze che abbiamo a Restart Amiata, aiutare e collaborare con il Movimento Giovanile Amiatino, perché è proprio l'approccio culturale che serve in questo momento per non perdere il treno del turismo della natura, insomma, del turismo sostenibile. Sì, qui a contatto stavo ricercando alcune immagini di quella giornata, insomma sono andate anche in onda pochi giorni fa, mi sembra giovedì, la registrazione del servizio fatto da Rai 2 e volevo dirvi, in montagna, devo farvi una confessione, stavamo verso 9:45, mentre a Castel del Piano per un servizio sull'ospedale, e devo dirvi che già c'era tanta gente nella zona delle macinaie, dove le strutture ricettive sono aperte. Lì sappiamo che ci sono anche due motivi anche di sosta, al di là della bellezza della montagna, gli appassionati della bicicletta e anche un bellissimo parco dedicato soprattutto ai bimbi, secondo me, insomma, alle famiglie, che è l'Indiana Park. Insomma, se ci potete spiegare brevemente cosa sono queste due iniziative, io le conosco, però sfruttate il momento per parlarne a terzi. Innanzitutto ricordiamo dove ci troviamo: località Macinaie, 1430 metri circa sopra il livello del mare, ci sono i servizi per tutti, dalla ristorazione, servizi bar e così via, e soprattutto sosta, area sosta e tanto verde, però c'è anche la possibilità di fare dello sport. Sì, esatto, c'è appunto l'attività dell'Indiana Park che è per i bambini ma è per tutti, insomma, anche per gli adulti, ed è un'attività per passare anche poche ore, ma passare poche ore in montagna in mezzo agli alberi, proprio letteralmente in mezzo agli alberi, per cui è una delle attività più belle, forse anche così, da fare e da provare almeno una volta nella vita. Poi una che ha paura del vuoto come me, quando l'ha fatta una volta, magari la seconda ci pensa, però mi sono divertita. Però sì, l'ho fatto anch'io e insomma, ovviamente è una bellissima esperienza, perché stare in mezzo a Faggi in altezza è fantastico. E poi c'è ricordiamo ci sono percorsi per tutti, ricordiamolo, perché sia per i esatto, piccolissimi, per tutti, per i bambini piccoli, per gli adulti, per in sicurezza, ovviamente in totale sicurezza, quindi, e tra l'altro appunto nei pressi del Parco delle Macinaie, per cui si può passare tranquillamente una giornata facendo attività diverse tra l'Indiana Park, prendere il sole, prenotare la sdraia o insomma, sì. si può fare tutto lì.
E poi appunto i ragazzi di Amiata Freeride, fantastici, che stanno portando avanti tutte queste attività sportive, diciamo attraendo tutta una serie di visitatori, di appassionati, e ridando anche vita, secondo me, a impianti come quello della seggiovia, che per me già di per sé è meraviglioso, perché solo prendere la seggiovia e stare quei 20 minuti in tranquillità e in lentezza è fantastico. Però ecco, diciamo, diventa anche funzionale all'attività di risalita e poi di discesa in bicicletta, per cui per gli appassionati è sicuramente un'altra attività, oltre all'andare in vetta e ovviamente vedere il panorama che si vede, insomma, no? Se ne possono fare tante sul montagnata. Ecco, io aggiungerei a tutto questo, dimmi Federica. Dicevo, anche qui a Castel del Piano c'è la possibilità di noleggiare le biciclette. Esatto, volevo arrivare lì. Quindi dai 1700, più o meno 1740 metri fino ai 680 di Castel del Piano è possibile andare a piedi, in bici o come si vuole. Ma esatto, soprattutto si può partire dal paese per noleggiare la bicicletta o andare in passeggiata e arrivare fino alle macinaie. Quindi insomma, sì, tra l'altro, la giornata uno se la riempie volendo, no? Ci sono tantissime attività. Tra l'altro di recente anche qui a Castel del Piano è nata Slow Horse, quindi si può fare il giro anche col miccio amiatino, col cavallo. Ci sono questi ragazzi che hanno iniziato, ora credo tutti i venerdì faranno anche con la collaborazione della nostra amministrazione comunale delle visite anche in notturna, probabilmente, insomma stanno organizzando delle cose molto interessanti. Quindi l'Amiata si può visitare anche per gli appassionati di cavallo o anche chi non ci sa andare in maniera semplice, anche attraverso questa forma, no, diversa che è quella di andare a cavallo, che rivaluta un animale, il nostro mitico asinello. Esatto, il nostro mitico miccio, che in realtà lo conoscono molto all'estero. Io ho avuto occasione con persone di fuori e conoscono il miccio amiatino, insomma, che è un grande animale abituato un po' alla montagna, alla miniera, insomma ha preso un po' da tutto, il suo DNA si è composto. Vorrei prima di scendere a Castel del Piano, oppure scendiamo nuovamente a Castel del Piano ricordando i sentieri, la sentieristica. Ve ne siete occupate proprio con Restart Amiata, e è un altro motivo per venire sulla Miata a Castel del Piano e poi comunque sia percorrere, perché i sentieri sono veramente per tutti, per i più piccoli fino a chi in realtà vuole percorrere 15-20 km in un giorno. Sì, anche su questo appunto abbiamo dato, diciamo così, una mano, il nostro contributo per quello che potevamo insieme ad altri, e questo anche è stato secondo noi il valore aggiunto, no? Non l'ha fatto uno in particolare, l'abbiamo fatto tutti, tutto insieme, e quindi si è innescata anche questa rete di collaborazione nelle diverse parti, no? Versanti della montagna, in cui se parte un'iniziativa gli altri poi si aggregano la volta successiva, quindi anche questo è una bella iniziativa. Abbiamo pulito insieme l'anello della montagna, e anche poi qui ovviamente ciascuno nel proprio comune, quindi anche noi a Castel del Piano stiamo cercando di, come Proloco, come insieme all'amministrazione, insieme ad altre associazioni, alla Miata Outdoor, che è appena nata appositamente proprio per qui a Castel del Piano, in collegamento con Restart e la Miata Freeride, per la pulitura dei sentieri, o comunque per promuovere la pulitura dei sentieri e mantenerli. Quindi ci stiamo interessando perché anche i sentieri nello specifico presenti nel comune di Castel del Piano vengano, in parte l'abbiamo iniziato a fare, in parte dovrà essere fatto e soprattutto mantenuto, e quindi stiamo cercando di, anche noi insomma, di interessarci a questo argomento e di fare in modo che si faccia insomma questa pulitura e sia periodicamente rifatta. Ecco, torniamo a un paese, a Castel del Piano. Quest'anno sarà un'annata un po', veramente oggi ho fatto un salto in Piazza Garibaldi, una stagione, un anno senza palio, veramente un anno non semplice da affrontare, non solo per i contrattaioli, perché è una grande festa, e quando manca la festa manca un po' il cuore e l'anima di una comunità. Si dice che quando una città senza palio non è come le altre, insomma, non dà più quello che in realtà batte nel cuore e nell'anima. Ma questa è una scelta anche fatta diversi mesi fa, e secondo me dal mio punto di vista anche corretta. Però so che ci sono tante altre iniziative, lì c'è un'associazione come la Immerciatori che sta facendo a promuovere le note dell'archeologia, concludendo
cerchiamo di tirar giù, se è possibile, perché so che anche l'ufficio turistico lavora anche in questo senso, che è lì accanto a voi. Chiudiamo questo collegamento ricordando gli appuntamenti più imminenti. Forse dovrà uscire un cartellone più completo nei prossimi giorni, ho capito bene? Sì, uscirà sicuramente poi, come sempre, Ecco. il programma completo dell'amministrazione comunale che mette insieme tutti gli eventi. Poi, Sì. appunto, nell'imminente abbiamo il Cineciolum e all'interno, insieme all'Associazione Imberciatori, lo stavi facendo vedere ora, ci saranno, prima non l'ho detto, 2 serate gratuite, perché c'è un docufilm, diciamo un documentario di Caterina Bueno, una ricercatrice e artista appassionata di musica popolare, che tra l'altro anche diciamo si è incontrata, ha collaborato anche in varie occasioni con i Cardellini del Fontanino, quindi nell'ambito del Cineciolum il 18 luglio ci sarà una serata in ricordo di Caterina Bueno, probabilmente con alcuni autori anche del docufilm e forse alcuni familiari, se non ho capito male, sicuramente l'Associazione Imberciatori, i Cardellini del Fontanino, per ricordarla e per appunto vedere insieme questo documentario e parlare di Caterina Bueno, una ricercatrice, una studiosa molto importante dal punto di vista della musica popolare. C'è un altro docufilm, ti ricordo bene. C'è anche un altro docufilm, mi sembra che parli di Montegiovi. L'altro documentario che ci è piaciuto, ci ha fatto piacere inserire, è un documentario su Montegiovi e la sua popolazione, che sarà il 28 luglio, anche lì a ingresso gratuito perché ci interessava promuovere il territorio e condividere, insomma, ci sarà, se riuscirà a venire, insomma, ci ha garantito che ce la metterà tutta probabilmente proprio l'autrice del documentario. E niente, è un documentario appunto che ci permette di condividere un po' di insomma dei momenti rispetto a una delle nostre attrazioni, uno dei posti forse più belli, anche uno dei tanti posti belli del territorio del nostro comune e della montagna, che è Montegiovi, insomma, con il suo panorama, con la sua storia, eccetera. Poi ci sarebbe piaciuto in realtà farne molti di più, però il periodo era quello e i tempi quelli, per cui magari chissà, se andrà bene riusciremo anche a riproporlo. L'intenzione era riproporlo poi nel tempo, insomma, anche magari l'anno prossimo, ma non è detto che non riusciamo a fare qualche altra rassegna. Sicuramente in maniera complementare rispetto al cinema, perché qui a Castel del Piano abbiamo il Cinema Miata e niente, quindi non abbiamo nessunissima intenzione ovviamente di contrapporci alla programmazione del cinema, però nei periodi in cui il cinema purtroppo è chiuso ci siamo dati questa iniziativa, insomma, di col Cineforum in qualche modo di rispondere a un'esigenza, un piacere di vedere i film e fare cultura. Bene, con le immagini che ci riportano la montagna nel suo intero, questo è un documentario, un brevissimo filmato di Maya Miasa. Io vi saluto perché so che dovete andare a sistemare un po' le cose per questa sera, quindi io darei l'appuntamento a Castel del Piano sia ai cittadini che a chi vorrà venire a Castel del Piano a vedere il film. Se ho ben capito è meglio anticipare, nel senso che date il consiglio di anticipare un pochino perché il film inizia alle 21:30 e per organizzarvi al meglio, proprio in ottemperanza alle famose prescrizioni, purtroppo è meglio venire prima, così la gente si sistema a dovere, giusto? Sì, le alle 21. Mezz'ora di tempo per esatto. Abbiamo dato dalle 9, poi ovviamente piano piano le persone possono arrivare certo. Qua, non è un problema. Diciamo che dalle 9 è possibile entrare, sì. Volevo ricordare, insomma, in chiusura, appunto, tornando a Castel del Piano in Fiore, che c'è tempo fino a tutto agosto per iscriversi e che ci sono le 2 categorie aperte, cioè gli allestimenti floreali, ma anche per chiunque abbia passione per la fotografia, la sezione fotografia per venire a fotografare Castel del Piano nel periodo estivo e quindi poi partecipare al concorso. Poi a fine agosto, il 30 agosto, ci sarà la premiazione dei fotografi e mi sembra 6 settembre ci sarà la premiazione invece degli allestimenti floreali. Cercheremo di fare, brevi permessi ovviamente, la mostra fotografica poi dal 30 agosto fino al 15 settembre
di tutte le fotografie arrivate, quindi delle fotografie su Castel del Piano arrivate di Castel del Piano in Fiore, insomma, quindi anche un'ulteriore occasione, insomma, per fare qualche altro evento, qualche altro momento di visita. Tra l'altro, se riuscissimo, vorremmo aprire le cantine comunali, che ricordo sono visitabili e sono bellissime. Ecco, ricordiamo l'iniziativa che ci sarà sempre comunque a confermare. Insieme all'amministrazione comunale, anzi grazie al nostro vice sindaco che ha avuto quest'idea fantastica, di riaprire e di valorizzarle, insomma, quindi di poterle visitare probabilmente anche in realtà durante l'estate, perché appunto ci sarà probabilmente Calice di Stelle, insomma altre iniziative che sono in programma, con il calendario che uscirà, come si diceva, più completo tra qualche giorno. Bene, bene. Allora, io ringrazio ambedue e ci risentiremo più là, facciamo così. Ora finirò il giro della montagna, almeno le 7-8 proloco del famoso anello, che prima o poi si dovrà chiudere perché ogni tanto si spezza qui. Ma non voglio entrare in questi particolari. Vi ringrazio, Cineciolum da questa sera, più tutte le altre iniziative sulla pagina Facebook. Contattate la nuova Proloco di Castel del Piano, così come immagino l'ufficio turistico, che convivete assieme con gli stessi obiettivi. È aperto l'ufficio turistico, il pomeriggio prolunghiamo l'orario di apertura noi, collaboriamo anche sempre per via del Covid, quindi ci trovate sia la mattina chiedendo all'ufficio turistico, l'ufficio è sempre aperto dalle 5 alle 7 con la nostra apertura. Ecco, ricordiamo 320 75 31 404, ci trovate sempre. Bene, l'ufficio è sotto il Palazzo Comunale, sicché è semplicissimo trovarlo. A presto e grazie ancora. Grazie. Ciao. Ciao. A posto.